Il lago di Fimon è da sempre la meta preferita dei vicentini per il giorno di Pasquetta. Noi siamo pronti ad ospitarli, anzi invitiamo tutti a essere presenti e rispettosi. Ci saranno i parcheggi aperti, ci sarà anche il controllo della polizia locale e il controllo degli agenti volontari che fanno vigilanza ambientale. Arcugnano si prepara ad accogliere l'ondata di vicentini che tradizionalmente fanno del lago di Fimon una delle mete preferite per la scampagnata di Pasquetta, la gita fuori porta per eccellenza, raggiungibile facilmente anche in bicicletta, che conserva il suo fascino selvatico. I dati di affluenza dei turisti sono in costante aumento. Quest'anno, dopo le restrizioni dovute alla pandemia, ci si aspetta un vero e proprio assalto, previsti in arrivo oltre 1 migliaio di persone. Per un comune che ha fatto del rispetto della sostenibilità un fiore all'occhiello della propria amministrazione, si potrebbe arrivare a pensare anche al numero chiuso in determinate occasioni? Ma per adesso no, il numero chiuso non ci abbiamo sinceramente neanche pensato, perché il lago veramente è la meta preferita dei vicentini. Che vengano in massa, che vengano tranquillamente a passare una giornata di relax sulle sponde del lago, ripeto, essendo molto rispettosi dell'ambiente. Dopo la riattivazione del bar, numerosi gli interventi di manutenzione in via di completamento, tra cui spicca il rifacimento della staccionata in legno. Stiamo lavorando anche lì in collaborazione con la provincia e con la cooperativa sociale che è affidataria dei lavori per sistemare la staccionata, il pontile di bay watching sul lago, per cui siamo pronti proprio a accogliere tutti quelli che vogliono arrivare. Punto impegnativo la gestione dei rifiuti. Nonostante qualche polemica, si conferma la zona rifiuti free, la rimozione cioè di tutti i cassonetti sul modello Alto Autesino, una misura che aveva fatto discutere lo scorso anno nella sua introduzione. Si conferma il nostro progetto Arcugnano Lago di Fimon rifiuto free, un progetto che ci ha dato grandi soddisfazioni e che vedo accolto anche con favore dalla cittadinanza. Invito tutti a portarsi a casa i rifiuti per mantenere il lago di Fimon bello così com'è.